Ciao a tutti amici di YouTube. Scusate, mia mamma che si continua a lamentarsi. Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Andrea Rondi e oggi vi mostrerò una delle mie prime partite 1 contro 1 in Rus. Io in pratica ho sempre giocato 2 contro 2 o 3 contro 3, queste cose. Tipo ho deciso di fare la Russia contro l'Italia e speriamo che andrà bene. Ok, partiamo. Io solitamente non sono uno che va sempre tanto a puntare sull'aeronautica, ma conoscendo ormai le mie vecchie passate facevo sempre 1 contro 1, un alleato che utilizzava dal cielo, che utilizzava sempre l'aeronautica, e io che utilizzavo le unità di terra. Partiamo subito posizionando un po' di depositi di rifornimenti. Molti si chiederanno perché ho voluto utilizzare la Russia. La Russia su Rus, chi conosce Rus dirà: la Russia su Rus non ha una buona aeronautica. Sì, ma ha dei buoni caccia. E quindi ciò che perde in quanto ad aeronautica e in quanto a potenza lo guadagna in quanto a velocità, perché il caccia Ishak è molto veloce, anche se è molto poco corazzato, si può dire. Punterò su questa battaglia molto su una tattica che ho affinato nel tempo, ovvero la tattica Blitzkrieg, la tattica che utilizzò Hitler, e molti attacchi fittizi, ovvero i falsi attacchi di aeronautica immediati contro un'offensiva, nel vero senso della parola, un'offensiva fittizia. Con di tutto utilizzerò un'offensiva fittizia nel vero senso della parola. Non si accorgeranno neanche che non sono veri. Sarà un'offensiva Blitzkrieg come so io, ma con un po' di tattica militare vecchio stile. Ok, partiamo. Ho già costruito, come al mio solito, base blindati e una pista, perché punterò molto su un assalto veloce di aeronautica e un assalto più che pesante di carri. Questa è la mia una Blitzkrieg molto aeronautica, diciamo. Punterò adesso in questo momento a costruirmi un P8 con cui bombarderò il mio nemico. Bombarderò subito il mio nemico con il P8, supportato da un no, niente, non voglio fare queste cavolate, perché come già sto vedendo stanno già dando i zappatori già una pista hanno, quindi devo puntare tutto a distruggere le piste. Andiamo subito a bombardare la pista, velocemente, in 448 bombardare la pista. Se un bombardiere pesante la distruggerà non in troppo tempo. Nello stesso momento, mentre il mio bombardiere tenta di andare a bombardarlo, la mia offensiva fittizia dovrà in pratica spostare gli aerei nemici. Loro non sono consapevoli, quindi gli manderò anche il mio Ishak all'assalto, nel vero senso della parola. Sarà un'offensiva in tutto per tutto. Loro non sanno quali sono i miei aerei, quindi ci guadagno io in un certo senso. E intanto si avvicina il mio P8 che si prepara al bombardamento a catena. Punta sul mio P8, raga. Il mio P8 vuol distruggere. Ma il mio P8 è pronto! Bombarda! Non ha bombardato. Non ci sono caduti. Devo ricominciare tutto da capo. Evviva! Ok, partiamo come al mio solito. Un po' di T26, così, tanto per fare. Il mio P8 non è ancora distrutto, neanche l'Ishak, raga. Non è distrutto ancora la mia aeronautica. Non è ancora distrutta. Non è ancora detto. Non è ancora detto. Mamma mia, però gli italiani si stanno costruendo una più che decente aeronautica. Vabbè, nel frattempo il mio Ishak e il mio P8 tornano a casa, messi male, che si leccano le ferite perché sono stati devastati dall'aeronautica italiana. Nel frattempo la mia offensiva fittizia continua proprio a mandare i miei T26 esca, mentre ho già un Ishak e un P8 che si sta mettendo a posto. Il prossimo obiettivo sarà bombardare la pista. Se bombarderò a tappeto la pista, poco tempo il mio avversario non potrà fare altro che arrendersi, perché senza pista non avrà aeronautica. Senza aeronautica, conoscendo la mente che c'è dietro al gioco, puntano tutto per tutto solo sull'aeronautica militare. Io punto tutto su solo una cosa in pratica,
sui carri. Il KV russo è uno dei carri che io preferisco, come l'IS-2 e lo Yak 3 è l'aereo che preferisco. Va bene. Mentre mando in avanscoperta il mio T-26 ad attaccare la pista, nello stesso tempo il mio KV attaccherà la pista. Mentre mando il mio Ishak, mentre è pronto già uno Yak, giusto? Yak pronto, Yak. Va bene, pronto anche lo Yak, P8 e lo Yak sono pronti. Mentre preparo lo bombardamento a tappeto della pista, nel frattempo il mio T-26 attacca come al solito, visto che non utilizzeranno, conoscendoli utilizeranno gli Sparviero, uno dei migliori aerei degli italiani. Il cacciabombardiere Sparviero, visto che mi sono ricordato che c'è anche il mio beniamato T-34, cosa faccio? Costruisco 2 T-34 e li mando in avanscoperta. Nel frattempo i miei Ishak attaccano, sono arrabbiati, ma viene distrutto velocemente, mentre il mio Yak però è sempre molto ben utilizzato. Mentre il mio Yak va a casa, Yak, che è il nome. Continua la mia offensiva fittizia, più che altro con il T-26, che non so come è fatto. Avanza il T-26, raga, e intanto però, già. Inizia il bombardamento a tappeto del mio P8. Già signore, ora non me ne frega niente, il mio P8 ha fatto ciò che volevo. Già signori e signori, il mio piano ha funzionato. Il mio obiettivo era utilizzare il P8 solo per fare una cosa. Ma cosa vi aspettavate? Volevo soltanto bombardare ora il mio T-26, che pur essendo non un carro troppo forte, tanto mando subito all'assalto la base blindati, visto che sono nei cavoli, sanno di essere nei cavoli, e quindi manderanno un po' di carri, visto che l'aeronautica ha fallito. Nel frattempo hanno un carro M13, un carro medio non fra i migliori, ma nel frattempo il mio il T-26 raga, il T-26 vince il mio T-26. Viene ormai distrutto il mio T-26, ma il mio obiettivo ha funzionato: mettere alle strette i carri italiani per aspettare il bombardamento a tappeto della mia aeronautica militare sulla base blindati, supportati dai miei Yak. Ecco quando mi arrabbio con mia madre, perché lei mentre faccio i video deve sempre parlare, me fa arrabbiare. È il momento di utilizzare la mia tattica Blitz per velocizzare i miei KV, un assalto di carri armati Blitz in stile Blitzkrieg. Nel frattempo lo Yak però è imperverso, distrugge caccia dopo altri, distrugge tutto il mio KV, distrugge tutto il mio il mio letale. Intanto il P8 è indietro, il mio P8 è ancora indietro, che non fa neanche il bombardamento a tappeto. Ormai abbiamo vinto, raga. Ma la battaglia si è girata a nostro favore e non credo che faranno ancora molto. L'ultimo obiettivo sarà utilizzare i Sahariana, ma non fanno più nulla perché ormai hanno perso. Questa offensiva Blitzkrieg ha funzionato. Andiamo tanto per farlo, costruiamo 5 T-34 come faccio sempre. Quando so di aver vinto, costruisco nuovi carri, perché in ogni caso noi abbiamo ancora distrutto il quartier generale. Volendo potrebbero costruire una Blitzkrieg futura. Nel frattempo io direi di continuare la tattica Blitz su questo settore, potenziare una tattica Blitz. Questa tattica Blitz ha funzionato. Nel frattempo il mio P8 lo mandiamo in avanscoperta a distruggere la caserma. Senza aeronautica il mio P8 può bombardare a tappeto. Stiamo per distruggere il quartier generale, una vittoria schiacciante dell'armata rossa, mentre il P8 che si sta avvicinando, tanto distrutto, sta per essere distrutto il quartier generale. Cosa sta succedendo? Cos'è che sta esplodendo? Mi venite a dire che c'è un'offensiva fittizia non vera che fa schifo da parte dei nostri nemici. Tanto il nostro letale P8 inizia il bombardamento a tappeto della caserma.
distrutto la caserma. Credo che il prossimo obiettivo del P8 sarà, tanto ormai è finita la battaglia, abbiamo vinto una vittoria perfetta, raga, vittoria perfetta, che paura, raga, esco la vittoria più schiacciante di sempre dell'Armata Rossa. Io vi saluto, raga, vi saluto, ciao, alla prossima, ciao, scusate per la visuale, ciao.